She said, no scar today. I didn't know just what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. Quarta giornata di campionato di Serie C1 Girone A. Allo Stardust Village scendono in campo Real Castelfontana e Savio. Si comincia. Anticipo di Montagnolo, 3 contro 2 del Castelfontana, Sellati sulla respinta, poi Cola! Tapin vincente di Ervin Cola che sigla l'1-0. Dentro per il destro di Macciocca che batte Valentini e sigla l'1-1. Prova a chiudere il triangolo, non ci riesce, allora 2 contro 2 del Savio. Didonè va alla conclusione, Didonè che batte per la seconda volta Valentini. Allora il Savio che rimonta e adesso si porta in vantaggio 2-1. Guidato poi da Sellati, 2 contro 1 del Castelfontana, dentro per Cola, tu per tu con Abbo, fa secco l'avversario e poi insacca per il 2-2, doppietta di Ervin Cola. E Castelfontana che ristabilisce la parità. Adesso ribaltamento del Savio che avanza con Ramassio, dentro per Galbiati e Savio che torna in vantaggio a 9 minuti e 11 alla fine del primo tempo. Manovra marinese guidata da De Bella. Sellati cerca l'1 contro 1, prova ad andarsene Sellati, pallone che rimane lì, subisce una deviazione e finisce in rete per il 3-3. It started some weeks ago. 2 minuti e 42 dall'intervallo e ancora pareggia lo Stardust in questo primo tempo, squadre che vanno all'intervallo sul punteggio di 3-3. Ricomincia il match con il Savio che adesso avrà a disposizione 2 minuti di superiorità numerica per l'espulsione di Simone Piscedda avvenuta all'intervallo. Con le unghie e con i denti il Castelfontana. Poi la conclusione di Galante che batte Valentini e Savio che si porta di nuovo in vantaggio. Macciocca, c'è liberissimo da questo lato Galante, visto da Macciocca. Galante! Colpo da biliardo di Giuseppe Galante che sigla il 5-3.
Cavallo a tu per tu con Abbo, riapre il match Giuliano Cavallo. 4-5 adesso il parziale a 8:38. Fischia il direttore di gara, parte Cola, la lunga rincorsa di Cola che piazza il pallone, fa tripletta e porta il Castelfontana sul pareggio. 5-5 adesso a 5:59 dalla fine del match. It started some weeks ago, till then everything seemed to run by itself. Cola sul punto di battuta, pronto a battere questo calcio di rigore, parte Cola, cala il poker Elvin Cola e Castelfontana che ribalta la situazione, rimonta effettuata da parte dei marinesi. Di De Bella che fa partire la conclusione e la conclusione che poi finisce nel sacco per la settima volta del Real Castelfontana. 7-5 adesso. Don't make the old mistake. Play all out by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. Dentro per il padrone, poi i medici e Pessin sul secondo palo riapre i giochi. 7-6 a 2:23 dal termine. Savio che adesso attacca con Pessin, fermato da dietro da Crepaldi, ma Pessin in scivolata riesce ad incrociare con il mancino. 7-7 ad 1:23 dalla fine. Savio che risorge dalle proprie ceneri. Padrone, Pessin e poi il pallone che finisce tra le mani di Valentini, incredibilmente il rilancio di Valentini che sigla dalla propria porta il gol dell'8-7. Castelfontana di nuovo in vantaggio a 18 secondi dal termine. C'è spazio per un ultimo tiro. Prova Medici e poi Pessin! Incredibile! Non finisce più questa partita. 8-8 a 5 secondi dal termine. Blocca Abbo. È partita che finisce sull'8-8. Sì, vabbè, 5 gol sono serviti, vabbè, un punto, però è una partita maschia, vera. Loro sono stati bravi, pure noi hanno messo un po' in difficoltà sul portiere, però alla fine 8-8 si può stare, una partita bella. Purtroppo, quando ho detto, i 5 gol mia sono serviti, però comunque fa morale comunque, un punto a testa, va bene così, dai, andiamo avanti.